Stanno aspettando la famosa vecchietta che era stata mandata lontano, lontano, tanto lontano che si pensava non dovesse tornare mai più. E invece no, hanno detto che è un mito, un qualcosa cioè che non muore, che nessuno riuscirà ad uccidere. Ed eccola qua, trionfante, arzilla più che mai con la sua gerla piena di doni per i bambini buoni e cattivi. Già, perché la nostra vecchietta è diventata ricca, si è adeguata alla società dei consumi e i doni non mancano per nessuno. È risorta quindi, ha sbancato l'entusiasmo popolare ovunque, nelle città e nei paesi, al punto che è stata costretta a ritardare la sua partenza per fare ancora qualche visita. Come tutti i personaggi ormai celebri. È richiesta a furor di popolo. Qui è venuta a fare visita ad un asilo, siamo a Sant'Angelo. Le fa corona una neghiata di piccoli incuriositi per l'insolita presenza. Chissà, forse è la prima volta che sentono parlare di questa vecchia. E anche per loro inizia la storia bella da ricordare. Da dove è venuta? Chiediamo ad un piccolino. Ci aspettiamo una risposta poetica, è venuta dal cielo, da lontano, dalle montagne. E invece i bambini dell'età del computer sono realisti più che mai. Ma da dove? Da dove è venuta sta Befana? Là. Da dove è venuta la Befana? Là. Da là è venuta. Dove è venuta la Befana? Da dove? Da là. È venuta di là, dice, indicando la porta. Hanno ragione, è entrata dalla porta principale dopo essere stata scaraventata fuori dalla finestra. Un ingresso trionfale che si meritava proprio, perché, diciamolo francamente, con i ricordi e con le tradizioni popolari non si può scherzare. La Befana è dei bambini, ma anche dei grandi che sono stati bambini.